melanzane con pomodorini e mozzarella. Giretto in montagna concordato con Alessia. Partenza alle ore 17, sono le 17:45, sto ancora aspettando. Amici, quelli della compagnia della moto, mi hanno dato una bella idea. Loro fanno, mi pare una volta all'anno, 2 volte all'anno, la tramontata, che è quella che hai partecipato anche l'altra volta che siamo andati su nella Maira, ti ricordi, a mangiare. E cosa consiste la tramontata? La tramontata praticamente consiste che tu finisci di lavorare, quindi più o meno le 6 del pomeriggio della sera, prendi e parti, vai in montagna e ti pinzi il tramonto. Noi ormai siamo già arrivati, siamo un po' in anticipo e abbiamo deciso di fare, approfittando dei giorni liberi di Alessia, perché intanto che... quanto figa sei tu, Dio caro! E approfittando dei 3 giorni di Alessia abbiamo deciso di provare a fare 3 tramontate in posti che già conosco, però insomma che lei non avevo mai portato, quindi insomma ci tenevo a portare. Che possa essere tutto questo, tutto sto ambaradando parole, che possa essere di ispirazione anche a voi. Mica bisogna avere una moto, anche in macchina. Si finisce il lavoro, tac, si prende e si va a farsi un giretto in montagna. La scusa che ho trovato io per spronarsi un po' a uscire è andare a bere uno spritz o a mangiare una pizza. Quindi su Google Maps o dove cavolo vuoi ti trovi una bella pizzeria che merita, un qualcosa che merita di particolare, un po' particolare, e niente, prendi con quella scusa lì e vai a farti il giro serale. Torni ovviamente con scuro, mezzanotte. An old lake, an old name, flavum non delete. Te la allungo un pochino, tanto siamo arrivati. Invece di girare a sinistra, che è la strada che ti porta diretto al centro di Piancavallo, la giriamo per di qua, che forse è anche un po' più panoramica. Forse. Love me with this Bisogna fare un qualcosa di montanaro, quindi o salsiccia o prosciutto e funghi, dopo vedo. Grazie Gioia, preferirei. Sti che profumini, che ho anche il naso un po' tappato. Wuster e cipolla, non so. Avevi prenotato Gioia? No, mi ha detto di no. Mi carico.
Buonasera. Che Con la sega t'hanno aiutato. Eh? T'hanno aiutato con la sega. No. Aspetta amore, ti faccio, cioè metti muori almeno un video anche di te. Lo faccio a tutti i miei amici. Ah. Beh, tra le mie cose da fare c'era andare in moto di sera in montagna. Se per caso mi casca l'orso io mi sposto un po' più in là. Solita regola, vinta il mio, tinta il tuo. This is the Piave. Una volta c'era una canzoncina e diceva qua non passa lo straniero. Poi quasi come presa in giro il paese, diciamo che a Sandona di Piave, per verità il Piave ovviamente non copre solo Sandona ma tantissimi altri paesi, diciamo che ormai ci sono più stranieri che altro. Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Molti passarono quella notte i fanti, dal cielo bisognava andare avanti, subire tanto dalle amate sponde, sommessa lieve il triplo